Bene, iniziamo. Buonasera. Benvenuti al quarto appuntamento dedicato alla natura, al bosco, alle nostre Dolomiti, alle nostre montagne. Ospite di questa sera, e ringraziamo per la sua presenza, è il dottore forestale Gianni Frigo e ci parlerà di... Buonasera. Titolo della conferenza: Ci saranno ancora i boschi? Cosa è accaduto con la tempesta Vaia e cosa ci aspetta? Il dottor Frigo, nella sua breve introduzione, nella sua breve sinossi di presentazione, ha parlato di perdita dell'innocenza per il Nord-Est e per noi, proprio perché abbiamo vissuto in prima persona quella che è stata veramente un evento drammatico che ha segnato una consapevolezza e un senso di responsabilità. Lascio comunque la parola per il consueto cappello introduttivo all'ingegner Ubaldo Fantone, che è vicepresidente della Fondazione Casamarca, e auguro a tutti un piacevole ascolto. Grazie. Grazie, vi rubo pochi secondi. Intanto per ringraziare il dottor Frigo che con le sue molteplici attività ha trovato il tempo di venire anche da noi. Voi sapete che lui è componente del Comitato Scientifico Centrale del CAI, è docente, è divulgatore scientifico, accompagnatore soprattutto di montagne e degli aspetti della neve, quindi la sua competenza in materia è indiscussa. Due sole considerazioni. Nelle precedenti incontri abbiamo analizzato il pianeta com'era, come si è evoluto in milioni di anni e come tutto sommato a memoria d'uomo non ci sembravano grandi cambiamenti, perché gli interventi erano talmente lunghi, estesi, devastanti anche, però forse non c'era l'uomo che li doveva assorbire. Adesso in un lasso di tempo estremamente breve, una notte, ha sconvolto il nostro modo di percepire i boschi e di capirli. Quindi è logico, una domanda vi sorge spontanea, si potrebbe dire cosa è successo, perché, come mai, che cosa è cambiato in tempo così rapido da creare questo scompiglio? Beh, le risposte non sono certo semplici e il dottor Frigo cercherà di illustrarcele, ma a noi resta un compito, l'ho detto anche le altre volte, cercare di evitare nel nostro piccolo, nel nostro possibile, che questo avvenga ancora. Probabilmente accadrà, quantomeno saremo propensi a pensare che accada e ci prepariamo a tali eventi, perché questo ultimo ci ha proprio presi alla sprovvista. Dirà di quello che è avvenuto in un lasso di tempo brevissimo, imprevedibile. A questo si aggiungono le condizioni in cui andiamo incontro in questi giorni, che sono altrettanto imprevedibili, impreviste e altrettanto potrebbero essere devastanti. Quindi con questa serata concludiamo questi corsi, queste riunioni, questi incontri primaverili, li riprenderemo in autunno inoltrato con altri argomenti e speriamo che l'interesse per questi aspetti che ci toccano ormai da vicino, non sono più degli altri, sono anche nostri. Pensiamo ai tifoni, noi guardiamo i tifoni che capitano nei paesi distanti, migliaia di chilometri. Beh, questo non si chiama un tifone, si chiama qualcos'altro, ma è capitato qui a 200 km di distanza. Camminando noi in montagna abbiamo visto gli effetti devastanti. Quindi confido che l'interesse sia stato buono e che in settembre verrete comunque informati delle altre iniziative su questi temi, sempre da parte della Fondazione Casamarca di Treviso. Grazie e buon ascolto e buon lavoro al dottor Frigo. Buonasera a tutti, ben trovati. Mi fa molto piacere essere qui perché la casa di Carraresi la conoscevo per le mostre a cui qualche volta sono entrato, ma non ne conoscevo quest'altro aspetto, per cui è qualcosa che mi gratifica molto essere qui con voi stasera. Purtroppo l'argomento di cui dobbiamo parlare è un argomento pesante e che è diventato ulteriormente carico di significati col passare del tempo. Noi speravamo che, successo quello che era successo, avessimo il tempo di tirare il fiato. In realtà non ce n'è, ma cercheremo di capire oggi perché. Allora, la tempesta Vaia. Ma tempesta è un termine molto generico e non è corretto
per il tipo di evento che si è andato manifestando, lo vedremo fra un attimo. Prima però di cominciare a parlare del perché questo termine non è corretto, volevo farvi perdere 4 minuti della vostra vita a vedere un video che ho trovato su internet e che ho trovato estremamente significante nel momento in cui dovevo preparare questa presentazione, ma l'ho trovato ancora più significativo adesso, ed è un video che si rifà a una canzone dei Rem che è stata pubblicata nel 1987. Vedremo dopo il titolo. Intanto però osservate ciò che c'è stato messo sopra come immagini, perché è un mix di quella serie di film catastrofisti, avete presente, che in America andavano per la maggiore alla fine del Novecento, primi 2000, a cui noi dicevamo ma vabbè, americanate. E però l'ha intercalato l'autore con una serie di immagini tratte dalla cronaca di tutti i giorni, che già allora, quando sono successe, ci sembravano impossibili. Eppure adesso ne registriamo il fatto che sono datate. Quindi, canzone era già datata al momento in cui è stato fatto il video. Il video adesso diventa datato rispetto a quello che è veramente successo. Lo facciamo partire e scusate se vi sconvolgerà un attimo le orecchie, ma... That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world serves its own needs, dummy serve your own needs, beat it up and knock speed, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire in a fire, represented 7 games in a government for hire in a combat site, left and west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters babble Trump, tethered crop, look at that, no plane, fine, then, overflow, population common poop, but it'll do, save yourself, serve yourself, world serves its own needs, listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right, you patriotic, slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, and I feel fine. 6 o'clock, TV hour, don't get caught in foreign tower, slash and burn, return, listen to yourself churn, locking in uniform with book, burning blood, letting every motive escalate, automotive, incinerate, light a candle, light a motor, step it down, watching heel, crush, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear, tournament of lies, offer me solutions, offer me alternatives, and I decline, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, I feel fine. Continental drift divide, mountains sit in a line, Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world
as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Avete visto le immagini che sono un mix di spezzoni cinematografici, di quei famosi film di cui vi parlavo, che all'epoca ci sembravano impossibili. Ma poi però c'è stato lo tsunami di Natale, vi ricordate? Ci sono state tutta una serie di altre realtà che non dico siano arrivate a quei livelli, ma che ci hanno messo di fronte al fatto che noi uomini, che in qualche maniera arrogantemente pensavamo che il nostro pianeta, il nostro universo fossero lì per noi e per fornirci tutto ciò di cui avevamo bisogno, ci siamo dovuti brutalmente ricredere. E quando questo video è stato montato, pur di fronte alla preveggenza che gli artisti hanno qualche volta di ciò che succederà, per cui rema a costruire questa canzone e a proporla, l'autore del video a montare questi spezzoni con le immagini di cronaca, nessuno di loro, credo, si sarebbe mai immaginato un'epidemia a livello globale quale il Covid. Nessuno di loro si sarebbe immaginato una guerra in qualche modo tra popoli fratelli, perché ucraini e russi facevano parte da più di 100 anni della stessa realtà e già prima interagivano insieme in funzione antitedesca e antipolacca. Quindi cose inimmaginabili stanno succedendo e hanno sostituito altre cose. Dell'Afghanistan non si sente più fiatare, nessuno ne parla. Di quello che succede in Pakistan, in India, in Iran, non si sente più parlare. Il baricentro del mondo si è spostato a nord-est. O forse no. O forse si è spostato sul Pacifico, ma noi non ce ne siamo ancora accorti. Dico questo perché noi ci stiamo ponendo il problema di quello che possiamo fare per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, per mantenere le temperature al di sotto di una certa soglia che sarebbe esiziale per il nostro sistema, ma non per il sistema in sé. La Terra e la vita sulla Terra ha vissuto sconvolgimenti forse anche più significativi, ma come giustamente sottolineava chi mi ha preceduto, il problema è che noi non c'eravamo. Siamo noi il punto debole. Siamo noi che stiamo correndo, accelerando, se si può, sempre di più contro la catastrofe, per la nostra specie. Certo, insieme a noi ne trascineremo molte altre all'estinzione, lo stiamo già facendo. E però quelli che ne pagheranno il prezzo più caro saremo noi.
D'altra parte avete visto esplosioni, incendi. Un'esplosione non è altro che una combustione veloce e quindi un modo per far diminuire l'ossigeno in atmosfera e far aumentare i prodotti della combustione, che non saranno necessariamente anidride carbonica, ma non è che l'anidride nitrica o nitrosa sono migliori. C'è tutta una serie di considerazioni che potremmo fare su quel video che ci chiederebbe non un'ora, ma una serie di interventi di qualche giorno. Ve l'ho voluto proporre per la significatività che esso assume e che è aumentata ancora di più dopo quello che è successo dopo Vaia. A questo riguardo però volevo farvi fermare, se ci riesco. Niente da fare. Ah, sì, forse qui. Non so se riuscite a leggere la frase. No one would mind, neither bird or tree, if mankind perished utterly. And spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone. Traducendola, nessuno si accorse, fosse uccello o albero, che la specie umana era improvvisamente scomparsa. E la stessa primavera, svegliandosi all'alba, si accorse a malapena che noi eravamo andati. È una frase che è presa da un libro, Primavera silenziosa si chiama, scritta negli anni 60, 1960, quindi sono 70 anni fa quasi, e che immaginava una terra senza insetti che fecondassero i fiori e come conseguenza di ciò una terra senza frutti per noi gli uomini che questa condizione avevano provocato. Di Cassandre ne abbiamo avute moltissime, nessuna di loro è stata ascoltata. Siamo andati avanti come sulla nave dei folli verso il muro. Speriamo che adesso, che contro il muro ci stiamo schiantando, qualcuno di noi sia capace di immaginarsi e di proporlo e farlo per riuscire in qualche modo a uscirne da questa situazione. Andiamo avanti. Questa è la nostra terra vista dallo spazio. È bellissima. Non è marrone, non è bianca, è blu. Ed è blu perché 2/3 del pianeta sono coperti di acqua. E questo è molto significativo, soprattutto il fatto che l'acqua non è distribuita in maniera uniforme. Dell'emisfero australe ci sono metà oceano Pacifico, metà oceano Atlantico, tutto l'oceano Indiano. Nel nostro emisfero le estensioni di terre asciutte sono ben più ampie e questo in qualche modo era stato uno dei motivi per cui alcune cose da noi non succedevano. Sotto al nostro polo c'è un mare che in qualche maniera tempera le escursioni termiche estreme. Sotto l'Antartide questo mare non c'è, perché c'è un continente. E infatti le temperature minime nell'emisfero australe troviamo proprio sotto il polo sud, mentre qui le troviamo in Siberia, quindi un po' più a sud del polo nord. Vedete quello sottilissimo velo azzurro che si intravede proprio alla periferia del pianeta e che sfuma nel nero dello spazio? Quella è l'atmosfera. Quella è ciò che rende la nostra Terra in grado di supportare una realtà incredibilmente improbabile come la vita. Quella che vedete dietro la Terra è la Luna.
Sulla Luna non c'è nessuna forma di vita, non c'è nessuna atmosfera. E non essendoci atmosfera, non è che l'acqua non c'è. Ogni tanto salta fuori qualche giornalista, l'acqua su Marte, sulla Luna. Certo, l'acqua nell'universo c'è ovunque, solo che è solida. O come su Marte, passa dalla fase solida a quella gassosa senza passare per quella liquida. Il problema è che la vita, come noi la conosciamo, ha bisogno di acqua liquida per esistere. Ed è proprio quel sottilissimo velo, la sua parte più densa, la chiamiamo troposfera, si estende fino a 8 km sopra alla superficie terrestre al poli e fino a 15 km sopra la superficie terrestre all'equatore. Se fate conto del diametro terrestre, è un velo che ci separa dalla morte cosmica, perché se non ci fosse, la vita non sarebbe possibile. Certo, l'atmosfera interagisce con tutto il resto del sistema. La Terra è un enorme sistema, al punto tale che qualcuno l'ha individuata come un organismo, un superorganismo, chiamandola Maya. E nell'ipotesi Maya, la Terra in qualche modo è in grado di badare a se stessa. E la vita, che è una delle sue componenti, è capace di fare altrettanto. E visto a cosa è andata attraverso la vita nel corso della sua evoluzione da 3 miliardi e 700 milioni di anni fa, adesso c'è proprio da dire che quando i tempi diventano duri, i duri cominciano a giocare, perché ne sono successe di tutti i colori, e però noi non c'eravamo, c'erano altri organismi, magari il 90% dei quali si sono estinti, e quei 10% che erano rimasti si sono trovati tutte le risorse che prima dovevano condividere solo per loro, e sono esplosi, sono diventati un numero enorme e si sono diversificati. Succederà ancora probabilmente, e però noi non ci saremo più a poter apprezzare questa estinzione di massa seguita da questa fioritura di vita. E questo è il problema, quel sottile velo che ci ripara dal vuoto dello spazio. Ed è tutto lì ciò che avviene che riguarda l'insieme degli argomenti che vorrei portare alla vostra attenzione questa sera. La chiamiamo atmosfera, è composta dalle parti più leggere del nostro pianeta, quelle che hanno densità circa inferiori a 1. C'è dentro anche però un po' di materiale solido, c'è dentro qualche parte liquida, quindi definirla in modo diverso non me la sento, però è una realtà gassosa di sicuro, tanto gas. E la parte che ci interessa di più è quella in basso, vedete? Quella che arriva fino più o meno alla tropopausa. La tropopausa è quella che dicevo sta a 8.000 metri sopra il Polo Nord e a 15.000 metri sopra all'equatore, un po' più ampia sopra l'equatore per via della velocità tangenziale della Terra che la spinge verso l'esterno con la forza centrifuga. Vedete la linea rossa che parte dal basso, si sposta a sinistra e poi torna verso destra? Quella è la linea della temperatura in aria libera. Immaginiamo di mandare su un pallone con un termometro che ci mandi giù il segnale. Vi accorgete che sta scendendo finché sale nell'aria, per arrivare fino a un certo punto dove si inverte l'andamento, ricomincia a scaldarsi l'aria, raggiunge un massimo proprio in corrispondenza della tropopausa e quando entra nella stratosfera ricomincia a calare, per poi ricominciare a salire più velocemente, ma quella è una temperatura termodinamica di cui non percepiremo l'effetto perché le particelle lassù sono talmente rare che la trasmissione di calore, pur avendo quelle particelle a velocità incredibili, non si sarebbe. Tende ad andare verso valori molto alti. La parte in cui la vita è possibile è il primo straterello, quello basso, dove ci sono le montagne.
ed è quello in cui tutta la nostra vita ha luogo. Di cosa è composta l'atmosfera in quello strato? Beh, se togliessimo di mezzo il vapore acqueo, che è variabile nei diversi ambiti, vedete che è azoto quasi al 72%, scusate, al 78%, e ossigeno per il 21% circa. Tutti gli altri gas sono meno dell'1%, e di questo meno dell'1% la stragrande maggioranza è l'argon, che è un gas nobile che non reagisce con quasi niente. Il diossido di carbonio, o l'anidride carbonica, lo vedete, è il 40 millesimi per cento, una quantità relativamente piccola, che però è andata aumentando in maniera estremamente veloce, lo vedremo fra un attimo, dall'inizio del Novecento ad adesso, e questo aumento così veloce sta accelerando ulteriormente, ed è questo il problema. Non è tanta la sua quantità in assoluto, è la velocità di questo incremento. Così come vedremo, non è l'unico gas a cui dovremmo prestare attenzione, ce ne sono molti altri peggiori di lui, ma forse è l'unico su cui possiamo in qualche maniera agire come controllo. Perché ci interessa questa prima fascia dell'atmosfera? Perché pressoché tutti i fenomeni meteorologici, oltre che tutti i fenomeni biologici, avvengono in questa fascia. La vita si estende fino alla sommità della troposfera, a partire dalla superficie terrestre, ma al di sotto della superficie va giù per qualche centimetro, qualche metro. Se c'è qualche cavità ipogea andrà giù per qualche decina, centinaia di metri, ma vivendo di ciò che cade dall'alto, perché sotto non c'è produzione di niente. Quindi tutta una serie di realtà che fanno riferimento a questa fascia perché la vita come la conosciamo possa esistere. I fenomeni che avvengono quindi in questa sottilissima copertina che ci protegge ci riguardano direttamente tutti. Il più importante di questi fenomeni è il modo in cui questa atmosfera interagisce con la radiazione solare. Non so se lo sapete, ma in tedesco sole è femminile e luna è maschile. Sono ribaltate rispetto alle culture mediterranee. Ma perché? È perché i sassoni si erano accorti che dove c'è sole c'è vita, e dove invece il sole non c'è, la vita non esiste. E per loro è stato logico associare il sole alla realtà femminile, perché è la donna che dà la vita. Un po' quello che fanno le civiltà mediterranee riferite però all'acqua. Noi diciamo la Piave, la Brenta, al femminile in Veneto. Perché? Perché è l'acqua che dà la vita. Ma perché? Perché qui da noi di sole ce n'è sempre abbastanza. Provate a pensare di essere nella penisola baltica e capite che è ribaltata la situazione. È il sole il punto fondamentale, perché di neve ne avete tanta, ma non serve a niente se non si scioglie. D'accordo? In ogni caso, l'interazione tra la radiazione solare e il nostro pianeta è di un tipo un po' particolare, proprio perché l'atmosfera in parte la riflette verso lo spazio, in parte, ma minima, l'assorbe. La maggior parte, diciamo, di quella che non viene riflessa indietro attraversa l'atmosfera e colpisce la superficie terrestre. Soprattutto la radiazione visibile, ma anche altre lunghezze d'onda, attraversano l'atmosfera nei confronti della quale l'atmosfera si comporta come un vetro, si fa attraversare. È circa il 45%, 47% della luce che il Sole invia e che la Terra intercetta. C'è però da dire una cosa molto importante. Qui vedete
in alto a sinistra, la radiazione che arriva dal Sole viene rispedita verso lo spazio. E se ci fate caso, guardate le onde, vi accorgete che la lunghezza d'onda, cioè il tipo di energia che viene trasportata da questa luce, è la stessa di quella che viene inviata dal Sole. Quindi esattamente lo stesso tipo di radiazione che il Sole ci spedisce, in parte lo rispediamo indietro, verso lo spazio profondo. Lo spazio è 240 gradi sotto lo zero assoluto, sotto lo zero termico, Celsius, per cui può assorbire l'energia finché si vuole senza cambiare di niente. C'è una minima parte che viene assorbita dall'atmosfera, è quella che serve per produrre l'ozono, ad esempio, e che ci protegge dalla radiazione ultravioletta in superficie. Ma di quella che non viene riflessa indietro, il 47% circa arriva sulla superficie e la scalda. Ed è una cosa curiosa, l'atmosfera non è scaldata direttamente dalla radiazione, ma viene scaldata per contatto con la superficie. Quindi la radiazione solare che attraversa la superficie scalda l'atmosfera, scalda la superficie terrestre, la quale a sua volta scalda per contatto l'aria che gli sta sopra. Ma l'aria calda tende a salire perché diminuisce la sua densità, sostituita da aria fredda che scende, e si innescano quindi quei cicli convettivi, li chiamiamo, che generano il moto e le turbolenze atmosferiche che danno luogo poi agli eventi meteorici. Ma non solo. Quello che è importante capire però è che se ci fate caso, una parte di radiazione che viene a colpire la superficie viene a sua volta riflessa indietro o dalle nevi delle calotte artiche e antartiche o dalle superfici d'acqua. C'è però una cosa da dire, quella riflessa è una, ma quella emessa è un'altra. La Terra si scalda perché riceve radiazione dal Sole e, come tutti i corpi che non sono lo zero assoluto, emette a sua volta, ma emette su temperature molto più basse del Sole. Il Sole emette a 6.000 erotti gradi Kelvin, la Terra emette a 300 gradi Kelvin, il che vuol dire che, se guardate a destra, l'emissione della Terra è fatta su lunghezze d'onda molto maggiori della radiazione che invece arriva dal Sole. E qui sta l'inghippo. Perché? Perché questi gas che voi vedete qui intorno, anidride carbonica, i clorofluorocarburi, il freon, il metano, soprattutto, più di altre, l'ozono, le anidridi dell'azoto, ma anche il vapore acqueo, sono gas che danno luogo a effetto serra. E che cos'è l'effetto serra? È quello che succede in una serra d'inverno quando noi mettiamo i fiori, che sono particolarmente sensibili alle basse temperature lì dentro. Perché? Perché la radiazione solare visibile, le frecce gialle, le vedete che arrivano dal Sole, entra dentro la serra perché i vetri sono trasparenti rispetto a quel tipo di radiazione. Scalda all'interno della serra questa radiazione, ma la porta a temperature di una decina, 2 di gradi, 20 gradi, non di più, d'accordo? A questo punto l'interno della serra emette a sua volta radiazione, ma emette radiazione nell'infrarosso, cioè con una lunghezza d'onda molto ampia. E i vetri, che sono trasparenti rispetto al visibile, non lo sono rispetto all'infrarosso. Per cui, quando l'infrarosso cerca di uscire, il vetro glielo impedisce e lo rimanda dentro. In poche parole, dentro la serra abbiamo un bilancio positivo radiativo perché riceviamo più energia di quanta ne disperdiamo, e per questo la serra permette la coltivazione di piante come arance e limoni qui su da noi, dove non ci sarebbero le condizioni. Quei gas che vi ho fatto vedere prima fanno la stessa cosa sulla nostra atmosfera. È come se avessimo dei vetri tra noi e lo spazio. E questo, lungi a essere una cosa negativa, è una gran fortuna, o perlomeno lo è stata fino adesso.
Se noi non avessimo l'atmosfera che ci trattiene parte della radiazione solare e crea una condizione serra sulla Terra, la nostra temperatura sarebbe a meno 18 gradi centigradi, stante la distanza dal Sole e la quantità di radiazione che riceviamo. Ma a meno 18 gradi centigradi non ci sarebbe vita, perché tutta l'acqua sarebbe in fase solida e mancherebbe l'acqua liquida, ma le cellule sono fatte al 90% di acqua, liquida però. Quindi per fortuna c'è stato l'effetto serra, perché altrimenti noi non ci saremmo, ma non ci sarebbe nessuna forma di vita se non ci fosse stato. Quello che è un problema è che queste radiazioni, queste interazioni tra gas, superficie e di nuovo liquidi, instaurano dei sistemi che muovono la troposfera, i gas della troposfera. Alcune di queste realtà le avete provate senz'altro, ad esempio le brezze di valle e le brezze di monte. Di sera la perdita di temperatura sulle cime dei monti è più veloce che in fondo alle valli. Risultato pratico, lì su l'aria si raffredda prima, qua giù si raffredda più lentamente, qui abbiamo aria calda che tende a salire, lì c'è aria fredda che tende a scendere. Di sera si sta meglio, anche d'estate, perché dalle montagne scende quest'aria fredda e va a sostituire l'aria che sale verso l'alto. Di giorno succede il contrario. L'aria sulla cima delle montagne si scalda prima di quanto succede in fondovalle. E perché? Perché la montagna ha più superficie a contatto con la luce, quindi riceve luce prima, oltretutto, che arrivi qui sulla pianura. Prima, se guardate verso le montagne all'alba, si vede che il sole bacia le cime dei monti e solo poi arriva fino alla pianura, per via della curvatura terrestre. Il risultato pratico è che si scalda prima l'aria sopra i monti e quindi va verso l'alto, richiamando dalla pianura aria, perché la pressione sui monti è più bassa, la pressione sulla pianura è più alta e quindi abbiamo le ascensionali termiche. Stessa cosa sui mari. Perché si va al mare? Perché quando si è durante il giorno, dal mare, che pur ricevendo la stessa luce dalla superficie terrestre si scalda di meno, abbiamo masse d'aria fredde che hanno pressione maggiore che vengono verso l'entroterra, dove invece si è scaldata di più l'aria, è diminuita la sua pressione e si è sollevata. Quindi le brezze di mare che rientra verso la terra. Stiamo lì benissimo tutta la mattina e il pomeriggio, poi a un certo punto succede il contrario, va giù il sole, il mare si raffredda più lentamente di quanto non si raffreddi la terra e si manifestano le brezze di terra che spingono verso il mare. Quando una volta si andava a vela, quando uscivano i pescatori di notte e quando rientravano al mattino per sfruttare queste correnti che ci sono ancora. Ebbene, questi movimenti sono quelli che vengono sfruttati ad esempio da chi fa parapendio, le termiche su Grappa, sull'Altopiano dei Sette Comuni, su Cansiglio, vengono dalla Polonia per fare i voli con i deltaplani qua per questo motivo, perché ci sono sempre. Oppure in mare, windsurf, le termiche sono ascensionali, quindi si sviluppano in senso verticale. Il windsurf adopera invece gli spostamenti d'aria orizzontali delle brezze di mare e brezze di terra. Sono realtà che derivano proprio dall'interazione tra radiazione solare, superficie terrestre o marina e gas che gli sta sopra. D'accordo? Se immaginate di fare un viaggio e spostarvi dall'equatore fino alla Groenlandia, guardate in alto a sinistra lì. Vedete che all'equatore il 21 di marzo, equinozio, il Sole è perpendicolare alla superficie terrestre e quindi l'estensione di 1 metro di superficie riceve quella quantità di luce che vedete, tutta quella radiazione lì. Ma se noi siamo a Torino, 46 gradi di latitudine nord, 45, quella che riceve è quella che vedete a sinistra. Siccome siamo più inclinati,
la quantità di radiazione che va a colpire quel metro è minore. E andando ancora più in su, a destra che viene verso sinistra, se fossimo in Groenlandia, la quantità di radiazione che quel metro riceve è ancora minore. E allora capite perché all'equatore fa più caldo, a Torino fa meno caldo che all'equatore ma più caldo che in Groenlandia fa freddo. Questo però genera tutta una serie di interazioni con l'aria che sta sopra alla Terra e a contatto con essa, che vedete rappresentato nell'altro grafico. Quella è la quantità di radiazione che la superficie riceve per anno per centimetro quadrato. E vi accorgete che c'è un massimo che non corrisponde proprio all'equatore, perché dove c'è l'oceano sale molta umidità e quindi la quantità di radiazione complessiva è minore di quella che ci aspetteremo per via di questo ombreggiamento che questa storia può permettere. Ma sopra i deserti, li vedete rossi perché sono quelli che ricevono tutta la radiazione e sono messi esattamente dove di radiazione ce n'è ancora molta, ma non c'è umidità a stemperarla. Ora, qui si vede subito che la parte centrale del nostro pianeta riceve una quantità di radiazione molto superiore che le parti alte e basse. Quindi a latitudine attorno a zero la quantità di radiazione solare che viene ricevuta è maggiore di quella che succede se si è nella calotta artica o nella calotta antartica. Il che vuol dire che le masse d'aria si scaldano di conseguenza a ciò. Più sono vicine all'equatore, più le loro temperature saranno alte. E se sono alte tendono a salire. Sostituite da che cosa? Da masse d'aria meno calda che avendo una densità maggiore ha una pressione maggiore tende a sostituirla. Questo è molto particolare se andiamo a analizzare l'interazione che poi questo ha con gli oceani. Qui vedete a sinistra il trasferimento di energia che queste masse d'aria calde che vanno verso nord mettono in atto rispetto a quelli invece fredda che scende dal nord. Nel fare questo però l'energia si diffonde da dove ce n'è di più vicino all'equatore a dove ce n'è di meno verso i poli. Maggiore è la differenza di temperatura tra i poli e la parte centrale, più queste spinte dell'aria saranno elevate perché le differenze di pressione saranno maggiori. Le sentite dire tutte le volte che accendete il telegiornale alle previsioni del tempo queste cose, per cui il risultato pratico è che quello che abbiamo visto prima sulle brezze di mare e brezze di terra si manifesta anche qui, ma su una scala dimensionale enormemente maggiore. Questi sono i monsoni. I monsoni da mare o monsone umido, che è quello che si manifesta durante l'estate, e il monsone di terra, quello secco, che si manifesta durante l'inverno, per via delle differenze di pressione che esistono sugli oceani rispetto all'entroterra. Durante l'estate l'entroterra si scalda di più, diminuisce la pressione dell'aria da sopra, sul mare si scalda di meno, il flusso va dal mare verso le terraferme e quindi portano acqua. D'inverno succede il contrario, la terraferma si raffredda più velocemente, quindi lì c'è alta pressione, sull'oceano che è capace di tenersi la sua temperatura l'aria rimane mediamente più calda, bassa pressione, le masse d'aria arrivano dall'entroterra verso l'oceano, il monsone secco. In mezzo c'è una catena enorme, l'Himalaya, che qualche ostacolo lo va a interporre, ma questa realtà, queste differenze di pressione così elevate, sono la giustificazione di quei venti estremamente intensi che, adoperando una parola cinese, noi definiamo tifoni. Si potrebbe adoperare però anche un'altra parola, la parola uragani.
Perché lo stesso identico processo capita non in Cina o in India, ma nel Golfo del Messico e in America. E i nativi locali le chiamano uragan, e da qui il termine uragano. D'accordo? Senza andare troppo in dettaglio sulla differenza di pressione, quello che mi interessa, voi capiate, è questa tabella qui. Questa tabella è quella che illustra la intensità dei venti, la loro velocità fondamentalmente, in relazione a una scala che è quella Beaufort, che hanno elaborato gli inglesi nell'Ottocento. All'epoca la marineria inglese dominava il mondo e per loro era fondamentale parlare di queste cose in maniera precisa, perché un conto è andare fuori con un po' di brezza, un conto è andare fuori con la buriana, d'accordo? Per cui erano molto precisi, misuravano i nodi, avevano trasferito comunque in chilometri orari, perché noi siamo più usi a questo tipo di misura. Guardate la parte bassa che è evidenziata dalle frecce. Il valore massimo, oltre il quale non c'è più nessuna definizione ulteriore, è quello in cui la velocità del vento è oltre i 118 km orari, vedete? È definito uragano, col termine americano, anglosassone, mutuato però da uragan, il nome che i nativi davano a questi venti così intensi, equivalenti a tifone, typhoon cinese. La scala si ferma là. Se siamo oltre i 118 km orari abbiamo l'uragano, la tempesta perfetta. Hanno fatto anche un film qualche tempo fa, d'accordo? Ebbene, noi ci aspettiamo che venti di quell'intensità si manifestino nella fascia più calda, quella che ha più energia da scaricare, e che si manifestino da questa fascia verso le fasce più alte o più basse come latitudine, in modo da scaricare la differenza dell'energia lì. E in effetti è quello che succede. Tutti gli anni c'è la stagione dei tifoni in Cina, nelle Filippine, in India, nel Bangladesh. Tutti gli anni c'è la stagione degli uragani in Florida, in Texas e via di seguito. Qualche volta sono più intensi, qualche volta lo sono di meno, ma attenzione, complessivamente la loro intensità sta aumentando. Stanno diventando sempre più ricchi di energia, il che vuol dire che le differenze bariche stanno crescendo e i venti stanno accelerando. Il problema è che questo non sta succedendo solo là, sta succedendo dappertutto. Le temperature medie sono salite, c'è più energia e questo aumento di energia distribuita però non in maniera uniforme si trasforma in che cosa? In differenza di pressioni che stanno incrementando e quindi in venti sempre più forti anche fuori dalla fascia intertropicale. Ecco. Guardate.
non è Vaia. Queste sono immagini che non sono state tratte da Vaia, erano immagini che ho trovato su internet. Spero chi ha girato questo filmato lo abbia fatto con una fototrappola e non fosse là lui a girare nel momento in cui lo fai ripartire, se ci riesci. Il vento si trasformava in leva che spingendo sulla chioma degli alberi, guardate cosa faceva. Cioè, se si è là in mezzo, ci si rende conto che non si ha scampo. Se comincia a venire giù qualcosa di quella compagine forestale, non ce n'è più per nessuno. Quello che è successo con Vaia è qualcosa di simile a questo, con una differenza. Questi sono soprattutto pini. Vaia si è trovata a esplicarsi soprattutto su abeti, e questa è una differenza sostanziale. Lo vedremo fra un secondo. Questo è il risultato. Venti che arrivavano a punte di 217 km orari. Raffiche che arrivavano a quella velocità, ma venti normali, quindi non raffica, momenti di calo, in cui erano attorno ai 190 km orari. E li abbiamo registrati sull'altopiano dei 7 comuni, li abbiamo registrati su Monte Cesena, li abbiamo registrati su Passo Rolle. Cioè non è stato un luogo in cui è successo questo. Lungo la dorsale del nord-est si è verificato questo. Il risultato è stata la distruzione come mai si era vista prima. E siamo sicuri che non si era mai vista prima, almeno in tempi storici, perché i veneziani, che dipendevano dal rifornimento di legname delle montagne nostre, sarebbero stati i primi a registrare in qualche modo, come hanno fatto per altri eventi che si sono pur verificati, trombe d'aria catastrofiche che hanno interessato alcune zone del Cadore, ad esempio, sono puntamente registrate dai veneziani. Ma non c'è nessuna registrazione di un evento che abbia avuto un'estensione che va dalla Lombardia al Friuli e che ha provocato danni equivalenti, sì, forse a quelli di qualche tromba d'aria, ma la tromba d'aria colpisce 500 metri, si allunga per qualche chilometro magari, ma passa lì, fa il desio e stop. Tutto intorno, quello che c'è rimane inalterato. Qui no. Qui abbiamo questa situazione, scusate, questa, e qui è particolare un po' il discorso, perché in queste immagini abbiamo soprattutto abeti rossi, e vi accorgete da subito che l'abete rosso ha un apparato radicale superficiale, quindi è la sua forza e il suo punto debole. La sua forza perché qui eravamo sul Monte Zebio, dopo la Grande Guerra non c'era niente, era la luna, le schegge di granata e schegge di roccia che coprivano di bianco tutto il monte, tanto ci si era combattuto e sparato sopra. Su questo cosa volete mettere se non l'abete rosso? È l'unica pianta che vi dia un minimo di garanzia di attecchimento, per cui adoperate quello. E ha dato anche un buon esito. Il problema è che il suo punto di forza è anche la sua debolezza. Appena il vento arriva lateralmente invece che caricarlo dall'alto, il risultato pratico è quello che vedete, si solleva la zolla e si appoggia. E però, andando avanti, Croce di Sant'Antonio, salendo allo Zebio, quello che vedete per terra non è un abete rosso, è un abete bianco. E l'abete bianco ha la radice fittonante che va giù in profondità, che ancora bene nel suolo, e però per crescere ha bisogno di un suolo vegetale abbastanza spesso, sulla roccia nuda non riesce a svilupparsi. Stavamo portando pian piano all'equilibrio
le piantumazioni effettuate subito dopo la Grande Guerra con uno sforzo inenarrabile da parte dei nostri nonni, e rendendoci conto degli squilibri si stava cercando di renderle più naturaliformi possibile. Ma Vai ha fatto danni su in Val Visdente, dove non c'erano piantumazioni, c'era il taglio a scelta cadorino come tecnica di gestione del bosco, che è la miglior tecnica possibile perché è quella più vicina a quello che è l'andamento naturale di una peccetta. Eppure anche là. E in Cansiglio sono venuti giù i faggi anche, che pure in questa fase, per fortuna queste cose succedono qui da noi nel periodo invernale, non hanno più le foglie e quindi offrono molta meno resistenza al vento rispetto alle conifere che invece sono sempre verdi. E però non ce n'è stata neanche per loro, in alcune aree del Cansiglio sono venute giù tutte quante anche loro. A dire che come vento, solito discorso, ma mi serve un'uscita. Come vento è stata una cosa mai vista. Qui siamo in Marcesina, se qualcuno di voi conosce la Conca, è alle spalle della totale di 7 comuni verso la Valsugana. Questo è un elicottero della forestale, anzi carabinieri forestali, che sta facendo l'ispezione subito dopo Vaia. Notate niente di strano? Guardate con attenzione. Gli alberi ai margini sono rimasti in piedi. Ma come, scusate? Sono caduti quelli interni e sono rimasti in piedi quelli sui margini? Ma chi è che ha supportato per prima la spinta del vento? Chi è che ha rotto l'aria per gli altri? Proprio quelli di margine? E allora come mai sono rimasti in piedi? È perché erano cresciuti al margine e quindi col baricentro più basso, perché verso l'esterno i rami arrivavano fino a terra. Quelli interni invece al bosco, piantati anche troppo densi, devo dire, ma sarebbero venuti giù comunque, entrando in competizione uno con l'altro per la luce, sono filati verso l'alto. E i rami non ce li hanno mica più lungo il tronco, ce li hanno tutti quanti concentrati in alto. Per cui il baricentro non è più un terzo, il baricentro è a metà o anche oltre la metà. E allora capite che la resistenza alla spinta laterale è venuta meno. Quelle piante lì che sono rimaste in piedi, ma sono quelle che se portiamo in segheria ci pagano niente, perché la loro forma è conica. E non solo i rami hanno forma conica, anche il tronco è conico. Risultato pratico, se dovete fare delle tavole dovete avere un sacco di scarto. In più, avendo tanti rami, hanno tanti nodi. Mentre le piante interne, belle cilindriche che sono filate su alte, senza rami, sono quelle che vengono valutate di più. Capisco, ma il problema è che dobbiamo farle crescere. E quindi questa situazione... scusate, vediamo se riesco ad andare avanti. Sì. Era stata in qualche modo prevista, ma non da noi. Questa è la copertina di una pubblicazione della Comunità Europea, la tanto vituperata Europa, dove anche studiosi italiani di selvicoltura hanno partecipato a scriverla. Siccome in Europa negli ultimi 30 anni di fenomeni come questo ce ne sono stati a iosa, si è cercato di capire da che cosa sono causati, ma soprattutto si è cercato di capire che cosa si può fare quando questo evento accade. E allora, intanto si sono studiati gli eventi dal 1990 circa, qualcosa prima, ad adesso. E quelle tracce che vedete lì colorate
sono i diversi cicloni extratropicali che si sono andati verificando e che dall'Atlantico sono venuti verso l'interno del continente europeo. Vi ricorda qualcosa una perturbazione che si forma sopra un oceano e che si trasferisce sopra il continente? Gli uragani, i tifoni, i monsoni. Ma qui da noi, certo, perché prima le differenze di pressione generate dai riscaldamento e dal raffreddamento differenziale si manifestavano solo dove di energia ce n'era tanta, nella fascia intertropicale. Ma siccome adesso il riscaldamento sta espandendo la sua azione, lì sta peggiorando l'effetto di qualcosa che c'era già. Qui sta introducendo qualcosa che da noi non c'è mai stato. E però, se c'erano anche studiosi italiani là dentro a sto team, se la Comunità Europea 15 anni fa ha fatto sto libretto, dove guardate cosa metteva, le aree colpite, i danni che erano stati registrati, numero di morti, numero di metri cubi di materiale abbattuto. Pensate, in Francia c'è stato Gudrun, ha buttato giù il 7% della compagine forestale francese. Avete presente cosa vuol dire il 7%? È una marea di roba. Ci sono stati 140 morti in Europa, mi pare, quella volta, siamo nel 99, e in Francia sono stati un'ottantina. Qui da noi ce ne sono stati 2, forse qualcuno di più, ma insomma 2 di sicuro registrati, causati da Vaia. Più quelli che sono morti dopo tagliando il legno, però, in bosco. E di quello bisogna parlare. I dati c'erano tutti. Guardate quante sono. D'accordo? Qui ci fermiamo al 2009, perché poi hanno pubblicato il materiale. E in questo materiale c'era anche scritto, però, dietro, area per area, area mediterranea, area atlantica, area settentrionale boreale, che cosa sarebbe potuto succedere, in che modo si sarebbe manifestato l'evento e quali sarebbero stati i modi per diminuire l'impatto dell'evento e far fronte all'evento stesso nel momento in cui si fosse verificato, a breve, medio e lungo termine. Era tutto là. Ma ci sono le Alpi. E noi fino adesso non ci siamo preoccupati di quelle cose, perché capitavano a nord delle Alpi. Purtroppo stavolta questo non è successo. Una bassa pressione si è infilata dentro per la Val del Rodano, è arrivata dentro per il Mediterraneo e facendo perno sul Mar Ligure è risalita attraverso l'Adriatico. L'Adriatico quell'autunno aveva 2 gradi in più rispetto alla media di tutti gli anni precedenti, per via del riscaldamento che c'era stato durante l'estate, e ha alimentato con la sua energia questo processo che a un certo punto si è andato a schiantare contro le Alpi, ma non da nord come succedeva di solito e quindi smorzava oltrepassando lo sbarramento alpino la sua forza e di qui danni ne faceva pochi. Stavolta lo schianto è venuto da sud e per fortuna i venti sono stati estremamente intensi. E adesso mi direte come per fortuna. Guarda là il risultato, certo fa impressione vederlo. E però se i venti fossero stati un po' meno intensi, se voi vi ricordate, la domenica aveva cominciato a piovere, anzi sabato, e a Sofranco sono stati registrati 700 rotti millimetri di pioggia in 24 ore. Siamo in un altro 4 novembre del 1966, credo ci foste anche voi, io c'ero, me lo ricordo, d'accordo? L'acqua correva dappertutto, Firenze è andata sotto, ma non era solo Firenze, la Valsugana, l'ho ripercorsa qualche mese dopo, pareva fosse stato portato un enorme camion di ghiaie scaraventato sopra tutta la Valsugana, solo che doveva essere un camion enorme.
una quantità di acqua che è venuta giù da far paura. Se i venti fossero stati un po' meno intensi, non sarebbero passati sopra la pianura per scaricare l'acqua in montagna. Tra parentesi, per fortuna, stavolta si sono coordinati e avevano svuotato i bacini dell'Enel su istanza di Bottacin, che era l'assessore alla come si chiama? Protezione civile, che ha fatto insistere i prefetti perché l'Enel svuotasse i bacini per laminarla piena. Per nostra fortuna è piovuto in montagna, ma i fiumi si sono gonfiati, ma siccome non è piovuto in pianura, la rotta non c'è stata. Il vento forte però è passato sopra la pianura e dai 1000 metri in su ha fatto il desio, perché non ha perso energia. Questa che vedete è la Val d'Assa. Io vi mostro molte foto delle zone che frequento di più, qui di Altopiano, Grappa, eccetera. Ma qui vedete ancora realtà che vi fanno capire come utilizzare sto materiale, perché il problema subito dopo è stato quello. Era un bel problema. Per cui dicevo prima, 2 morti durante l'evento e altri 8 il primo anno dopo Vaia. Non tanto gli operai forestali che andavano a tagliare proprietà ampie, vaste, i piccoli proprietari che andavano a utilizzarsi il legname da soli. Ma andare a tagliare una pianta messa in tensione dal fatto che è stata intrecciata nella caduta con molte altre, vuol dire che tu non sai mai che rimbalzo ti dà nel momento in cui si rompe la cerniera e tu per tagliarla devi andare giù con la motosega 6D, per cui incidenti a dismisura. E allora cosa succede? Succede che adoperiamo macchine per evitare questo e anche per accelerare l'esbosco di questa enorme quantità di materiale legnoso, perché sapevamo che disturbate come erano state le foreste ci sarebbe stata l'infestazione del bostrico ed eravamo lì che ce lo aspettavamo da un momento all'altro. Per cui cosa succede? Chiamiamo dall'estero ditte, imprese boschive, perché? Perché noi abituati al nostro taglio a scelta, di solito prelevavamo qualche centinaia di piante alla volta. Le nostre ditte boschive non erano attrezzate a far fronte alla quantità di materiale che bisognava lavorare nel brevissimo periodo come era richiesto invece di fare. Ci siete? E queste ditte sono arrivate, ma da dove? Dall'Austria, in Val Visdende. Sono arrivate dalla Slovenia, sono arrivate, pensate, dalla Repubblica Ceca, sui Tatra. E perché? Perché loro li avevano, gli harvester, i forwarder, ste macchine enormi in cui un solo operaio che le manovra fa il lavoro che una squadra di operai a terra farebbe in 2 settimane da solo in un giorno. E perché ce le avevano? Perché di eventi del genere ne avevano visti talmente tanti che si erano attrezzati. E le nostre ditte si sono trovate spiazzate per 2 motivi. Primo, perché abituate come erano, quando si aggiudicano il taglio bisogna depositare una fideiussione bancaria e le cifre che venivano proposte erano talmente alte perché le estensioni da tagliare erano talmente grandi che i nostri non erano abituati a gestire questa cosa. In più vai tu a accantonare i soldi sapendo che c'è una sovrapproduzione di legname e che il prezzo del metro cubo andrà giù a picco perché c'è un'offerta superiore alla richiesta. Risultato pratico, le prime aste vanno deserte. Arrivano poi questi da fuori e arriva anche qualche ditta nostra, Duferco ad esempio, che si aggiudica i lotti perché lavora a livello internazionale, è una multinazionale del legno, d'accordo? Vanno dentro con queste macchine o con quest'altre, guardate in che condizioni lasciano il suolo forestale però. Per chi conosce un po' l'ecologia della foresta, questa è una catastrofe forse peggiore dell'asfaltatura, d'accordo? Manca poco. Con la sensibilità che hanno queste persone che vengono da un altro posto e che qui sanno che dopo aver tagliato sta roba qui torneranno fra 200 anni.
Tutta una situazione che non è stata gestita come si deve nel dopo. Di nuovo, in quel libretto famoso era detto: lo Stato deve subentrare, avocare a sé la gestione dell'evento. Pensate che in Svezia e in Francia hanno preso degli ex aeroporti militari, hanno tagliato il materiale, l'hanno accatastato sulle piste, ci hanno messo gli irroratori e così hanno impedito il collasso del prezzo del legname. Perché poi l'hanno cominciato a vendere a piccoli lotti senza andare a alterare quella che era la domanda offerta precedente. Sapevamo cosa fare, ma noi qui cosa abbiamo fatto? Beh, il Friuli è andato via per conto suo, il Trentino non ne parliamo, l'Alto Adige idem, noi Veneti chi siamo? Padroni a casa nostra, anche noi avanti liberi sparsi, per cui c'è stata una sorta di oligopsonio. Mi permetto di utilizzare questo termine anche se so che sto andando fuori dalla mia area. Chi comprava ha fatto gli affari e chi comprava? Beh, quelli che hanno comprato più di tutti sono stati i cinesi. Si sono presi addirittura un molo a Mestre per caricarsi le navi, perché legname a questo prezzo, di questo tipo, loro non se lo sarebbero neanche mai sognato di averlo. Tranquilli, poi ci torneranno indietro sotto forma di lavorati, ma col valore aggiunto che va in tasca loro, mica in tasca ai nostri. Allora, detto questo, questo è ciò che lasciano. Strade ovunque, sbancando, perché avete visto gli Harvester andare avanti la benna, quindi se non c'è la strada se la fanno loro. E però l'impatto che hanno sulle foreste è spaventoso. La rinnovazione, non solo, c'è un altro piccolo problema. Li vedete quelli là rossi? Per 3 anni gli scolitidi si sono moltiplicati sul materiale a terra, perché queste ditte hanno portato via prima il materiale più comodo e solo poi hanno cominciato a operare dove avevano finito di raccogliere quello comodo, ai fianchi dove il pendio crea più difficoltà. Sul materiale a terra si è moltiplicato il bostrico e quando però i materiali sono stati portati via o sono disseccati, siccome il bostrico si nutre, è un piccolo insetto, ve lo faccio vedere fra un attimo, si nutre del libro, cioè della parte viva che sta tra la corteccia e il legno, non trovando più di che nutrirsi a terra, cosa ha fatto? Ha cominciato a salire sulle piante e le prime che ha preso di mira erano quelle scosse. Avete visto quelle spinte del vento e quelle piante che oscillavano sollevando le radici? Secondo voi che capacità di assorbimento hanno quelle piante adesso? I peli radicali sono andati, le radici periferiche, che sono quelle più efficaci nell'assorbire nutrienti, sono spezzate. Chiaro che sono deboli quelle piante, ecco là il risultato. Venute meno le utilizzazioni, è partito lui. E quelli là non c'è mica niente da fare, sapete. Se l'area fosse piccola, tagli via tutte le piante, comprese quelle sane, che sono lì vicino, crei una sorta di area di sicurezza e cerchi di contenerlo in quel modo. Ma qui non hai possibilità del genere perché l'estensione è talmente ampia e allora quelle che vedete in fondo sono già morte. Ma guardate quella a sinistra più alta, vedete che ci si vede bene attraverso il cielo. E cosa vuol dire? Vuol dire che se anche non lo si vede ancora rosso, perché il bostrico non ha ancora portato a termine il suo compito, gli aghi stanno già cadendo e in quantità notevole. Appena si comincia a vedere il danno da bostrico su una pianta, vuol dire che la pianta è già completamente compromessa, non c'è niente da fare, con un problema. Se voi avete avuto il cantiere forestale là per adoperare il materiale legnoso che avete visto era in quantità industriali, tornate a piantare un cantiere forestale per 5 piante. Economicamente non conviene. E allora quelle rimangono lì e il bostrico sta facendo il suo giro. Prima o dopo rientrerà, ma a sua sponte, non per gli interventi che siamo in grado di fare noi.
e qualcuno sostiene che la quantità di legname che bisognerà andare a portare via sarà superiore forse, non dico superiore ma quasi pari a quello di Vaia, con una differenza, che Vaia ha colpito là e Bostrico ha colpito sparso, per cui il costo di esbosco di quel legname sarà molto superiore. Che cosa ci facciamo? Cipato. Anche perché le foreste devono supplire alla svolta ecologica che stiamo mettendo in atto, cioè dovrebbero essere le biomasse a sostituire l'energia da combustibili fossili, e questo diventa ancora più importante adesso, stante il problema con la Russia. Che cosa vuol dire però? Vuol dire che questo è il bostrico, un pezzo di corteccia che si è staccato da una pianta, le gallerie che ha fatto lui. Questo è l'opposto, sul tronco, i segni, vedete, della femmina che ha deposto le uova, dalle uova sono nate i bruchi hanno fatto la loro galleria mangiando il cambio, nutrendosene, poi arrivano a maturità, sfarfallano, ma dalla femmina guardate quante gallerie si sono originate e riescono a fare 3 generazioni in un anno. Cioè, la velocità di diffusione è spaventosa. Il risultato pratico è che questo insettino qui, vedete, sta facendo forse più danni di Vaia, perché oltretutto ospita anche spore di 2 funghi che possono essere altrettanto pericolosi per le piante che va a attaccare di quanto lo sia lui. Oltre a questi danni che verranno enfatizzati dalla necessità che abbiamo di adoperare biomasse per produrre energia, e se tanto mi dà tanto e le intenzioni del governo sono quelle che sono state esplicitate nel testo unico forestale, questa sarà la strada nel prossimo futuro. C'è un altro problema ancora: da noi i pendii sono relativamente poco accentuati, anche quest'anno ha nevicato poco, come gli anni scorsi peraltro, escluso il 2014-2013, ma provate a pensare di essere in Fodon. Qui siamo nella valle che porta su verso Falzarego, sopra Caprile. Guardate dove ha colpito Vaia. Là le pendenze sono molto più accentuate. E che cosa ha voluto dire Vaia? Ha voluto dire che tutto il piano antivalanghe della provincia di Belluno l'hanno dovuto riprendere in mano e riprogettare, come a Trento, come a Bolzano, d'accordo? Come in Friuli. Perché? Perché zone che erano sicure da sempre, i ladini mica costruivano i loro viles nei posti pericolosi, li mettevano dove erano sicuri che la valanga non sarebbe scesa. A maggior ragione lì, vi ricordate il nome di Pieve? Livinallongo, ma il Livinal è la valanga che viene giù, d'accordo? Hanno dovuto rivedere tutto il piano antivalanghe e lasciare le piante cadute dove erano cadute in molte aree, perché è l'unica cosa che può frenare un'eventuale massa di neve che dovesse arrivare, a proteggere non solo le case, ma anche e soprattutto le infrastrutture viarie. Quindi non potete mica far venire giù una valanga al giorno sopra le strade. È la strada dei Dolomiti quella che porta da mangiare a 3/4 di quelle popolazioni, anche di più. Quindi è un problema enorme quello, anche perché è vero, sono cadute le piante, le ceppaie fanno da resistenza, hanno un certo grado di coesione col suolo, fermano la neve. Quanta neve? E che neve? E per quanti anni? 1, 2, 3? Poi la coesione viene meno, non solo. Se nevica 2 metri di roba e si forma la lastra sopra i 2 metri, le ceppaie ce le siamo giocate, bloccano quella neve lì. Ma se gli nevica sopra e c'è la discontinuità? E allora là i problemi sono anche peggiori,
per due motivi, perché lì c'è anche piovuto e avete visto i serralli di Sottoguda in che condizioni sono venuti fuori da quell'evento, d'accordo? Le briglie costruite per evitare i danni spazzate via dalla spinta dell'ondata di piena. Alcune case in cui è stato mangiato il terreno sotto, per cui sono venute giù. Ma il problema è ancora di più quello di cosa fare adesso in quelle zone. L'unica è costruire paravalanghe. Ed è quello che stanno facendo. Di nuovo, lì però andare a tagliare in quelle condizioni adesso materiale che è stato là 3, 4, 5 anni, che roba volete farci? Ci fate il cippato, perché peraltro non va più bene. Ammesso che il costo dell'esbosco venga coperto da quanto guadagnate dal materiale combustibile che riuscite a produrre. Quindi la gestione forestale sta diventando un problema veramente serio, proprio adesso che il corpo forestale non ce l'abbiamo più. Volevo finire con questa immagine facendo un rapido giro, ma 2 minuti in internet. Trovate chi dice abbiamo il TUF, selvicoltura attiva, andiamo a recuperare tutto quello che non riusciamo a recuperare con i combustibili fossili dai nostri boschi, l'Italia è un paese ricchissimo di boschi. Come se fino adesso abbiamo detto che l'Italia importa il 90% del materiale legnoso che utilizza dall'estero. Sì, ma adesso che non si coltiva più in montagna, il bosco si sta espandendo. No, calma, si sta espandendo la boscaglia, che non è bosco, non è foresta, non è altofusto. Ma abbiamo bisogno di materiale, allora era vietato trasformare un fustaia a ceduo. Cioè piante che crescono da seme, vanno su alte, più in naturale possibile, non si dovevano tagliare per accelerare i tempi di taglio e trasformarli in legna da ardere, perché era svilire il valore della foresta. Oltretutto in questo modo non poteva supplire al bisogno di assorbire ossigeno, di trattenere umidità, di avere le funzioni anti-frana che riesce a avere e via di seguito. Adesso qua con la selvicoltura attiva pare che sia possibile fare pressoché tutto. Di fianco però c'è un bel po' di gente che si rifà alla selvicoltura naturalistica, che era un pregio, un fiore all'occhiello dell'Italia degli ultimi 100 anni, l'abbiamo inventata noi e ce la venivano a copiare da mezzo mondo, che dicono ma scusate, adesso di colpo tutto quello che abbiamo fatto fino adesso lo buttiamo via. Perché? Perché bisogna meccanizzare tutto, ridurre il numero di personale per aumentare al massimo la differenza tra costo e guadagno. Vuol dire venir meno a secoli di lavoro fatta prima dalla Serenissima. Già dal 1400 i Serenissimi stavano pensando come fare a garantirsi la provvigione di legname e evitare che la laguna venisse interrata. Esattamente gli stessi problemi che abbiamo noi adesso. Preservare la pianura utilizzando in maniera efficace la montagna. E qua però leggete il tutto e 2 giorni dopo su un'altra pagina è il contrario di tutto. E se ne sta andando di sacrosanta ragione. Ma alla fine il problema è noi in tutto questo. Quei famosi buoni propositi che sotto la spinta di Greta Thunberg, ma non solo di lei, di tutti quanti quelli che l'hanno seguita, e prima ancora mi ricordo Roberto Vacca, il Club di Roma, che nel 1970 hanno fatto pubblicazioni in cui dicevano guardate che lo sviluppo non può essere illimitato, c'è un punto oltre cui non si deve andare. Li hanno sbertucciati tutti. E d'altra parte, chi erano quelli che venivano eletti? I carbonieri, i petrolieri, quelli che i soldi li avevano da poter investire in quell'ambito. È chiaro che di fronte a queste Cassandre
Bene che gli andasse, non li hanno ascoltati, male che andasse, gli hanno fatto saltare le carriere. E però avevano ragione loro. Stiamo mangiando l'interesse non nostro, di quelli che verranno dopo di noi. E certo che adesso, con l'Ucraina, tutta questa problematica passa in secondo piano. Non solo. Oggi ho sentito del problema del grano. Mica per noi. Noi avremo un aumento del prezzo della pasta, del pane, ma insomma, tutto sommato abbiamo ancora margine per poterlo affrontare. L'Egitto dipende per l'80% dal grano di importazione da Russia e Ucraina. Hanno un'inflazione che va a tassi spaventosi e siccome la povertà lì è endemica, il 70-80% della dieta è il pane. Con cosa lo fate il pane se non avete il grano? Per cui qualcuno parla di nuove primavere arabe, ma non saranno primavere progressiste. Saranno situazioni che si vanno a innescare di nuovo in un posto dove già facciamo fatica a gestire quelle che già ci sono. Abbiamo una situazione che dire disperata è poco. Torneranno i boschi. Se sono riusciti a tornare, dopo che erano passati attraverso questo, qui siamo a Monte Zebio e quelli che vedete sono ufficiali austriaci dopo i nostri bombardamenti sullo Zebio. Quello là in fondo è Asiago. Guardate queste piante, secondo voi si poteva fare qualcosa con queste piante? Spaccavano le seghe, si provava a tagliarle, le schegge che c'erano dentro erano talmente tante, e poi le tagli per farci cosa? E allora cosa è successo? È successo che qui siamo riusciti a venire fuori, ma ci avevo messo 100 anni, poi è arrivata Vaia. Per fortuna non è stata così estesa come la guerra. Ma ad esempio, nella centrale a biomasse che hanno costruito in Calabria e hanno dimensionato in modo assolutamente fuori da ogni carità cristiana, hanno finito di bruciare gli scarti di lavorazione del legname che veniva utilizzato in Sila, in Pollino e via di seguito. E hanno fatto richiesta di tagliare i boschi del Pollino dentro al parco naturale. Non cedui, fustaie, foreste. E siccome già prima avevamo provato a farlo ma gli hanno detto di no, qualcuno, non si sa chi, ma lo sapete tutti, ha fatto partire gli incendi. Perché con gli incendi la pianta muore, si perdono le ramificazioni, ma il tronco che ha la corteccia intorno che lo protegge rimane in piedi. E certo, ma mica ci puoi costruire dove è passato l'incendio. No, ma la pianta la puoi tagliare, anzi devi tagliarla per permettere alle altre di crescere. E quella è buona da mettere dentro la centrale a combustibile ecologico. Avete mai sentito parlare di greenwashing? Ecco, questo è un esempio in cui ci stiamo presentando come dei fautori del futuro, come persone positive con idee avanzate. In realtà siamo la longa manus di qualcuno che tutto vuole fare escluso che portarci in quel futuro e sta utilizzando le risorse che arriveranno e sono già arrivate dall'Europa per altri scopi. Io credo che posso finire qui. Lo so che vi lascio con la bocca amara, ma vi garantisco che la mia non è più dolce. Grazie per la serata. E a maggior ragione penso valga la pena di farvi sentire questo come saluto.
100 anni fa, alle ore 11 dell'11° giorno dell'11° mese dell'anno, la grande guerra finiva, il grande diserbante della guerra finiva di raschiare la superficie della terra. E da quel momento le foreste ricominciarono a crescere sul corpo di 36 milioni di caduti tra civili e militari. 100 anni dopo una nuova sciagura, uno sterminio di foreste che sembra riprodurre il disastro e la devastazione di allora. Questo bosco non è un bosco qualunque, è il bosco da cui sono stati tratti alcuni dei più famosi liuti della terra. Oggi, alle ore 11 dell'11° giorno dell'11° mese dell'anno, una pattuglia di violoncelli entrerà in dialogo con gli alberi di questa foresta e le loro radici in un gesto d'affetto e di ringraziamento per ciò che questi alberi hanno dato. L'orchestra di violoncelli Villa-Lobos, guidata da Mario Brunello, suonerà l'aria della quarta corda di Johann Sebastian Bach. Ascoltiamolo, ascoltiamola, insieme al respiro della foresta. La foresta era quella di Paneveggio, l'avete riconosciuta, immagino. Se ci sono domande sono qui, ma penso siate...
Allora, di sicuro il bostrico attacca soprattutto l'abete rosso,